Carissimi colleghi, continuate nei termini e nell'atteggiamento finora ad oggi dimostrati, e io che vi parlo e voi che mi date ricordo della giovane età, sarete sempre con la fiducia in se stessi, protagonisti del proprio futuro. Vi saluto e vi abbraccio uno per uno. Ragazzi, colleghi e amici, essere arbitro è uno stile di vita. È stata un'esperienza entusiasmante che forma l'uomo arbitro con l'aiuto della sezione e dei colleghi. Bisogna aver voglia di sentirsi capaci. Molti sono i ricordi, ma oggi voglio ringraziare la sezione per essersi ricordata di me e farmi sentire ancora parte di voi. È la sera del 29 dicembre 1927. Gli arbitri della FIGC e della ULIC si riuniscono e costituiscono il gruppo Trevigiano Arbitri. Dopo 90 anni, volgiamo la testa indietro e cerchiamo di ripercorrere la storia della nostra sezione. Vorrei iniziare questa mia carrellata di vita arbitrale. Il primo giorno di arbitro, diciamo, e il presidente in quel periodo era il generale Pagin. E mi ricordo sempre che nel primo anno di aspirante arbitro avevo fatto circa arbitrato diretto, non si sapeva neanche cosa si faceva, 45 partite, 46. E cioè non si correva mai, perché al sabato si doveva mettersi via e la divisa, non sporcarla, per arbitrare alla domenica mattina e tenersi in forma per la domenica pomeriggio. Mentre alla domenica pomeriggio non si arbitrava perché eravamo stanchi, perché avevamo arbitrato la domenica mattina e il sabato. Ecco quello che succedeva. Ricordatevi che la sede vi dà, ma voi dovete dare. Ma dovete dare in un modo senza pretendere, perché quello che date vi verrà restituito, e restituito con gli interessi. Le nostre idee sono sempre state portate avanti e iniziamo subito da quella più importante. Avevamo riscontrato che fra arbitro e commissari, allora commissari, c'era sempre qualcosa da dire. Me l'ha detto, non me l'ha detto, questo qua, questo là, e abbiamo detto dobbiamo fare un rapportino, e da là è partito dal CAR Veneto che tutti dovevano, no, per i commissari, ma per tutta Italia, il rapportino. E soprattutto ai giovani dico, impegnatevi, sia, diciamo così, soprattutto con l'allenamento, che è molto importante al giorno d'oggi, poi il gioco si è molto velocizzato, è importante trovarsi sempre, quindi nell'azione, ma vicino soprattutto quello. E poi frequentare la sezione, perché è molto importante, ti fa crescere, e io sono cresciuto molto, ti ripeto, con i colleghi più anziani, confrontarsi con gli altri nostri colleghi su tante cose. Quindi frequentate la sezione, che è la cosa più importante che ci sia. Le querce le abbiamo istituite per dare un premio, di riconoscere agli associati il loro apporto alla sezione e all'associazione. E quindi era un premio che annualmente assegnavamo ai soci che per il loro impegno nell'ambito della sezione avevano dato un apporto notevole da meritarsi il riconoscimento di quercia della sezione.
ci siamo resi conto che alcuni associati di una certa età che non potevano più contribuire al funzionamento della sezione in modo adeguato sarebbero stati tagliati fuori e quindi abbiamo istituito la quercia storica. Dell'era moderna, diremo, è stato Bossagno, seguito subito dopo qualche anno da Paolo Mila e da Nico Falzier. Questi sono i 3 arbitri nostri che hanno raggiunto la massima serie quindi negli anni del dopoguerra. La famiglia arbitrale mi è sempre stata vicina, in particolar modo ho avuto modo di conoscere Catarin Lino, che è stato presidente L'ambiente arbitrale ha segnato molto la mia storia di vita. Come sezione l'arbitro Gonella, che veniva dall'esperienza dei mondiali di Argentina. Negli anni successivi è stato invitato qui Michelotti con il giornalista Giannini, il giornalista sportivo Giannini di Firenze, Casarin, Agnolin, tutti arbitri, Agnolin con la gestione presidenziale di Cervellin, e tutti arbitri di grande carisma, quindi che si è potuto, dai quali non si poteva fare altro che rimanere incantati. La staffetta era stata organizzata per il 75esimo dell'AIA ed era una staffetta che a livello nazionale dove ci passavamo la fiaccola di chilometro in chilometro. Io ho ricevuto la fiaccola da Ennio Costa. Con il quale ho condiviso appieno una gestione della sezione molto importante e diciamo con un impatto verso i associati che doveva portare a un rinnovo che è arrivato con Leo Sorrentino, il quale ha portato veramente una novità di grandi novità e che io stesso ho cercato di portare avanti. Nel frattempo ricordo anche figure importanti, c'è stato Gianni Martini, per il quale la sezione ha creato anche un premio ed è stato ripetuto per 5 anni, per 5 volte, con varie manifestazioni. Ci sono state varie iniziative di carattere sociale e carattere sportivo. Ci sono stati tornei, ho avuto il piacere e anche l'onore una volta di vincere un torneo
lo ricordo con molta gioia. Mi è costato una spilla, ma comunque ben volentieri. Sono i pannelli che voi avete anche modo di vedere, che ricordano e rappresentano in maniera significativa tutti gli arbitri che hanno calcato la nostra sezione e che hanno portato il nome in Treviso al di fuori della regione. Correre, come tutti sanno, e anche la più lunga delle maratone inizia col primo passo. Se noi non lo facciamo, non faremo gli altri 42.000 che ci servono per arrivare al nostro traguardo. Le esperienze sulle varie regioni ti portano a modificare un attimo il tuo approccio con i tuoi interlocutori, perché ogni regione italiana ti porta a avere un raffronto con delle persone differenti. E questo ti fa crescere. Dopodiché, qual è la differenza? Che una volta che fai la gara, gli amici che c'erano prima e i colleghi che c'erano prima anche adesso sono di forte supporto, perché possiamo condividere appunto le nostre esperienze quotidiane. Pensiamo di essere da soli o di essere i migliori o essere un one man show, per risponderci bene per un periodo, ma dopodiché la nostra esperienza sarà limitata. Quindi la forza è il gruppo. La nostra esperienza con il nostro essere squadra ci ha portato a creare il cosiddetto progetto Futsal, che è nato prima di tutto come un gioco con il torneo sezionale, però questo è servito per far conoscere la disciplina a tutta la sezione. E da lì è partito appunto questo ciclo in cui noi stessi ci siamo resi partecipi nel corso degli anni di seguire dei ragazzi e appassionarli alla disciplina, che ci ha portato ad oggi avere 7 nazionali, una serie di arbitri regionali. In questi ultimi anni credo che abbia fatto passi notevoli proprio in questo senso, cioè creare gruppi, creare senso di aggregazione, creare, fra virgolette, spirito di colleganza.
una storia lunga 90 anni, della quale da stasera tutti insieme inizieremo a scrivere il futuro.